Sono due gli indagati nell'ambito dell'inchiesta scaturita dall'incidente stradale che è costato la vita al cinquantenne istruttore di tennis Marco Chiaramonti, dopo il funzionario comunale Avenia, che si occupa anche di gestione e manutenzione delle strade comunali. È stato iscritto sul registro degli indagati un dipendente comunale delegato a occuparsi proprio della manutenzione delle strade cittadine. Anche in questo caso si tratta di un atto dovuto, riconducibile al fatto che l'intera indagine affidata sul campo ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Agrigento ruota sulla buca presente sull'asfalto di Viale Emporium. Bisogna chiarire se l'uomo alla guida dello scooter sia caduto a causa di una buca presente sul manto stradale o se alla base della tragedia c'era dell'altro. La procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sulla salma dello sfortunato cinquantenne. L'esame autoptico sarà eseguito nella giornata di sabato nella camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio, dopo che i pubblici ministeri Battaglia e Bentivegna, titolari del fascicolo d'indagine, incaricheranno formalmente un pool di specialisti, il medico legale Alberto Alongi, il tossicologo forense Pietro Zuccarello. I familiari di Marco Chiaramonti hanno nominato quali loro difensori di fiducia gli avvocati Salvatore Amato e Angelo Farrugia. Intanto c'è da registrare la presa di posizione del presidente del CDA dell'azienda idrica dei comuni agrigentini. AICA non ha mai seguito interventi di riparazione sul tratto del Viale Emporium interessato dall'avvallamento, precisa l'azienda idrica con una nota. Non c'è mai pervenuta, afferma il presidente Nobile, alcuna nota ufficiale del comune di Agrigento relativa a segnalazioni o richieste di intervento sul punto indicato.